Qualche giorno fa Flex Lewis, in un video sul suo canale YouTube, ha tolto ogni dubbio sulla sua possibile partecipazione al Mister Olympia del 2021. Infatti ha dichiarato che non parteciperà al Mister Olympia del 2021 nella categoria Open. Facciamo un passo indietro però. Flex Lewis, 7 volte al Mister Olympia 2012, l'anno scorso era stato invitato a partecipare al Mister Olympia nella categoria Open per la prima volta. Lui purtroppo accettò l'invito, ma purtroppo qualche mese dopo si infortunò alla spalla e non poté partecipare. A dicembre fece un intervento alla spalla, come dice lui stesso nel video, e dovette stare fermo per 4 mesi, quindi non toccò né pesi per 4 mesi e disse che quella cosa lo aiutò molto, lo aiutò a rilassarsi, a concentrarsi sulla apertura della sua palestra Dragon Lairs a Las Vegas, in quanto ha spostato totalmente la sua palestra dalla Florida, mi pare, sino a Las Vegas. E da lì poi, passati 4 mesi, ricominciò ad allenarsi. Ora però Flex ha detto una cosa, che non parteciperà al Mister Olympia in quanto sta cercando di avere con sua moglie un nuovo figlio, quindi vuole concentrarsi solamente sulla sua famiglia, quindi non ci sono problemi per quanto riguarda il fisico o infortuni, ma semplicemente Flex Lewis vuole godersi la sua vita e provare ad avere un altro bambino, in quanto lui ha già una figlia e sua moglie, appunto Flex, vorrebbero provare ad averne un altro. Dice anche che ha dedicato il bodybuilding praticamente a 3/4 della vita ed è giusto che ora si prenda un attimo per la sua famiglia. Ha specificato che non ci sono problemi per esempio col suo coach, in quanto giravano voci, come lui stesso ha detto, che dicevano che Neil Hill e Flex avevano qualche battibecco, ma io onestamente queste voci non le ho mai sentite, non ne ho idea. Semplicemente Flex appunto vuole godersi la vita con la sua famiglia e un po' da un lato mi dispiace, da un lato mi fa felice, perché ero molto curioso di vedere Flex Lewis su un palco di una categoria Open. Ero molto curioso di vedere come se la sarebbe cavata appunto su una categoria nuova per lui. Dall'altro sono felice per lui perché tenta di avere un nuovo figlio nella sua famiglia. Però sono felice per lui perché ha preso la decisione migliore per la sua vita. Però attenzione, Flex Lewis a fine video specifica che non si è ritirato dal bodybuilding, dice I'm not retiring, quindi non mi sono ritirato, semplicemente quest'anno e anche l'anno scorso non parteciperà al Mister Olympia. L'anno prossimo, se dovesse andare tutto bene con la sua famiglia, parteciperà, però per quest'anno non parteciperà. Quindi Flex Lewis è ufficialmente out dal Mister Olympia del 2021 ed è un po' un peccato, perché a me Flex piace molto per il tipo di condizione che portava in gara, il doppio, il triplo dell'estremo, e mi sarebbe molto piaciuto vederlo a confronto con atleti open, quindi molto più grossi e molto più pesanti di loro, quindi per esempio un Rami, un Adi Chupanu, una Kim Williams, perché a mio avviso Flex potrebbe rientrare nei migliori 6, nei migliori 7, perché il tipo di condizione che lui ha nessuno ce l'ha. Forse l'unico che si avvicina è Adi Chupan, sempre se riesce ad arrivare negli Stati Uniti in un tempo ragionevole e non riesce, e appunto non accumula liquidi in eccesso come l'anno scorso. Però a parte Adi Chupan, la condizione che ha Flex veramente non ce l'ha nessuno. Di questi tempi è veramente molto molto rara trovare questo tipo di condizione in una categoria open. Nel 212 la categoria appunto il Flex sono moltissimi, quasi tutti gli atleti che hanno condizioni veramente estreme, però nell'open quasi nulli, quasi pochi, quindi ero molto curioso di vedere Flex Lewis, un bodybuilder che pesa relativamente poco rispetto agli altri atleti, e ero anche molto curioso di vedere quanta massa muscolare avesse guadagnato. Infatti ora non avrebbe più avuto il limite di peso, non avrebbe più avuto il limite dei 96 kg, appunto 212 pounds, quindi ero molto curioso anche di vedere quanto grosso sarebbe diventato, perché un Flex Lewis molto grosso può fare veramente danni, e credo che potrebbe battere bodybuilder come per esempio William Bonac, certamente, forse anche Brandon Curry, perché Flex Lewis ha delle gambe migliori, non sono grandissime le sue gambe di Flex, però sono notevolmente più separate, dei tali migliori, appunto i suoi femorali e i suoi glutei sono di un altro pianeta veramente pazzeschi. Quindi
È un peccato non vederlo sul palco quest'anno, ma da un lato sappiamo che almeno non si è ritirato, perché Flex Lewis credo che abbia all'incirca 36-37 anni, quindi ha ancora relativamente giovane, ha ancora una carriera lunga se solo se lui lo vorrà, quindi tra qualche anno, l'anno prossimo credo che lo rivedremo su un palco o dell'Open o del 2.12, quindi fatemi sapere cosa ne pensate di Flex Lewis e fatemi sapere se siete d'accordo con quello che ha detto Flex, appunto che si vuole prendere un anno sabbatico per concedersi sulla sua famiglia, o se siete in disaccordo. Se non siete iscritti, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video. Hello guys!